così com'è, quel disegno di legge, che non è più un disegno di legge, adesso diciamo, sta andando in conversione, crea problemi ai comuni sulle funzioni, sulle attività e sul finanziamento di quelle che sono le funzioni fondamentali dei comuni. Ne ha parlato con Mario Conte. Tante volte. Nella tana del lupo autonomista Antonio De Caro, sindaco di Bari e presidente nazionale di ANCI, l'associazione dei sindaci, usa toni cortesi ma niente affatto diplomatici sulla riforma Calderoli, pronta ad approdare alle Camere a poco più di 24 ore dalla firma del Capo dello Stato. A Treviso, per l'Assemblea nazionale dei giovani amministratori, per la prima volta in Veneto, De Caro gioca a carte scoperte. Mario è per l'autonomia differenziata, io sono sempre stato contrario, ma non è una posizione politica, ero contrario quando Gentiloni della mia parte politica firmava le preintese con 3 presidenti di regione, ero contrario quando la mia parte politica faceva la modifica del titolo quinto della Costituzione. È la mia posizione, che è diversa dalla posizione di tanti sindaci del nord del nostro paese, anche sindaci del mio partito. Quindi sarà una lunga battaglia. Sarà, credo, un lungo periodo di conversione in legge. Per il momento, tra il sindaco del sud e il sindaco del nord, presidente dei sindaci veneti, prevale il fair play, la stretta di mano non a caso tra i giocatori della rugby, sport fatto di lealtà ma anche sfondamenti e mischia. Barricarsi dietro i no significa, secondo me, far perdere un'opportunità al nostro paese, però il presidente De Caro ha dimostrato anche in occasione della riunione tra i presidenti delle ANCI regionali di essere assolutamente equilibrato e pronto ad ascoltare quelle che sono le sensibilità dei territori. È evidente che la sensibilità del Veneto è diversa rispetto a quella della Campania o della Calabria, ma per questo non significa che non si possa trovare un punto di incontro, e noi lavoreremo proprio da veneti per convincere quei territori che magari oggi sono un po' più scettici della bontà del progetto. Autonomia o no, i sindaci restano in prima linea. Da affrontare ci sono i temi del sostegno alle famiglie colpite dall'inflazione, la questione dell'abuso d'ufficio, già l'attenzione del ministro Carlo Nordio, la messa a terra del PNRR, preoccupazione comune a tutti i primi cittadini. Abbiamo una difficoltà per quanto riguarda le assunzioni per dare risposta al PNRR, i piccoli comuni hanno problemi con i segretari comunali, però soprattutto noi giovani amministratori abbiamo le difficoltà che in primis, oltre a risolvere i problemi, dobbiamo far valere ovviamente il nostro valore e il fatto che ci siamo ed esistiamo.